Sacra Famiglia, eccola, la Sacra Famiglia. Perché sacra? Che cosa c'è di sacro a questo mondo? Di sacro possono esserci gli uomini, le donne, che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo significa che il Signore Gesù abita dentro di coloro che hanno ricevuto questo, che è un dono. Non si ottiene per meriti particolari, per capacità. Non è relativo alla potenzialità economica, non è relativo all'intelligenza né alla cultura, è relativo soltanto a quello che è il dono di Dio. Questa Sacra Famiglia che sta pregando e lodando Dio prima del pasto ci può far venire in mente come la sacralità appartiene a tutti coloro che hanno accettato Gesù come loro personale Salvatore. Ma nel tempo più antico, quando Gesù non era ancora venuto al mondo, le sacre famiglie esistevano ancora. Osserviamolo dal capitolo 17 dei Proverbi, rimanendo pure con questo titolo. E dalla lettura scopriremo come si può veramente parlare nell'ambito di questo capitolo 17 dei Proverbi di una sacra famiglia. Vado alla lettura. È meglio un tozzo di pane secco con la pace che una casa piena di carni con la discordia. Un servo sagace dominerà su di un figlio che fa vergogna e avrà parte all'eredità insieme con i fratelli. Il crogiuolo è per l'argento e il fornello per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore. Scusate, il malvagio dà ascolto alle labbra inique e il bugiardo dà retta alla cattiva lingua. Chi deride il povero oltraggia colui che l'ha fatto. Chi si rallegra dell'altrui sventura non rimarrà impunito. I figli dei figli sono la corona dei vecchi e i padri sono la gloria dei loro figli. Un parlare solenne non si addice all'uomo da nulla, quantomeno si addicono a un principe labbra bugiarde. Il regalo è una pietra preziosa agli occhi di chi la possiede. Dovunque si volga, egli ha successo. Chi copre gli sbagli si procura amore, ma chi sempre vi torna su disunisce gli amici migliori. Un rimprovero fa più impressione all'uomo intelligente che 100 percosse allo stolto. Il malvagio non cerca che ribellione, ma un messaggero crudele gli sarà mandato contro. Meglio imbattersi in un'orsa derubata dei suoi piccoli che in un insensato nella sua follia. Il male non si allontanerà dalla casa di chi rende male per male. Cominciare una contesa è dar la stura all'acqua, perciò ritirati prima che la lite si inasprisca. Chi assolve il reo e chi condanna il giusto sono entrambi detestati dal Signore. A che serve il denaro in mano allo stolto? Ad acquisire saggezza, ma se non ha senno. L'amico migliore ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. L'uomo privo di senno dà la mano e si fa garante per altri davanti al suo prossimo. Chi ama le liti ama il peccato. Chi alza troppo la sua porta cerca la rovina. Chi ha il cuore falso non trova bene e chi ha la lingua perversa cade nella sciagura. Chi genera uno stolto ne avrà dolore, il padre dell'uomo da nulla non avrà gioia. Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa.
l'empio accetta regali di nascosto per pervertire le vie della giustizia. La saggezza sta davanti a chi ha intelligenza, ma gli occhi dello stolto vagano agli estremi confini della terra. Un figlio stolto è una tribolazione per il padre e un'amarezza per colei che l'ha partorito. Non è bene condannare il giusto, forse anche ad un'ammenda, né colpire i principi per la loro onestà. Chi modera le sue parole possiede la scienza e chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Anche lo stolto quando tace passa per saggio. Chi tiene chiuse le labbra è un uomo intelligente. La famiglia dunque, la pace, la concordia. La pace viene a Dio. Esiste una famiglia carnale, ma esiste anche una famiglia spirituale. La parola di questa sera ci dice: il figlio non causi vergogna al padre. Induce quindi i figli a essere estremamente attenti, hanno una responsabilità nei confronti del padre. Abbiamo visto all'inizio questa immagine della Sacra Famiglia, no? La sacralità della famiglia sta in questa armonia, in questa pace, in questa concordia. Mi viene in mente anche Israele come famiglia di Dio. Israele spesso è chiamato figlio, un figlio che ha spesso causato, e sottolineo spesso, causato vergogna al padre. Un figlio che rimane figlio. Ricordiamo nel Vecchio Testamento tutte le idolatrie sulle quali viene rimproverato. Anche nel Nuovo Testamento Israele è colui che porta Cristo alla croce. Per non andare a parlare di tempi molto più recenti, in cui Israele è responsabile di atti dei quali dovrà rispondere a Dio. Insomma, il figlio molte volte disonora il padre e la sua famiglia. Ma la notizia è che il figlio rimane sempre figlio e l'eredità è legalmente sua. Però la parola ci dice che l'eredità sarà in parte anche del servo fedele. E i figli di Dio sono servi ed erediteranno insieme ad Israele coloro che, pur non essendo figli di Dio, sono servi fedeli. Chi proverà la differenza che c'è tra fedeltà e infedeltà comunque sarà il Signore. Non spetta a noi giudicare. Il Signore saprà leggere esattamente il bugiardo, il malvagio, l'indifferente davanti ai bisogni degli altri, il perfido, che si compiace della sventura degli altri. La famiglia si compone peraltro anche dei discendenti. Dopo i figli ci sono i nipoti, ci sono i figli dei figli. Una corona, la discendenza è una benedizione e i padri sono la gloria dei figli. Basti pensare a quella triade, a quei 4 se vogliamo, ma soprattutto alla triade che è Abramo, Isacco e Giacobbe. E il quarto potrebbe essere Giuseppe. Il figlio deve sempre considerare il padre come il suo glorioso punto di riferimento. E il padre deve essere degno di questo, ma il figlio deve sapere che il padre può essere stato un glorioso punto di riferimento. Giuseppe sapeva che suo padre Giacobbe era glorioso, Giacobbe sapeva di Isacco e Isacco sapeva di Abramo. Ogni figlio sa che deve comportarsi come degno di suo padre. E anche il padre deve essere degno di ciò che rappresenta. Il figlio, come il padre, debbono essere equilibrati, ma soprattutto il padre deve essere qui
dalla parola di oggi lo cogliamo di più, equilibrato, solenne, autorevole. Se non è un uomo saggio, sagace, saggio, capace, se è un uomo da nulla, dice la parola, non può sostenere questo ruolo. Sarebbe una finzione. La parola ancora una volta ci richiama ad essere veri e non finti, concreti e non evanescenti, veritieri e non bugiardi. Ecco perché dicevo prima che vale per i padri ma vale anche per i figli, vale per tutti. Osserviamo questa famiglia un po' speciale e a noi poi dirci se questa è una sacra famiglia o no. Prima Samuele, andiamo a cercare il primo capitolo di questo libro e leggeremo i versetti dall'1 all'8 che compaiono. C'era un uomo di Ramathaim Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Jeroam, figlio di Eliù, figlio di Tou, figlio di Suf, Efraimita. Guardate un po' per andare a Efraim quante generazioni passano, quanto è importante il padre per la cultura israelita. Aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Pennina. Pennina aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i due figli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Pennina, sua moglie, a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti. Ma ad Anna diede una parte doppia perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno, ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Pennina la mortificava a quel modo, perciò lei piangeva e non mangiava più. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? Beh, io dico che abbiamo osservato più volte la criticità di questa famiglia. C'è lui, lei e l'altra. Non è questo che ha comandato il Signore. Sembra di vivere un momento storico in cui ognuno veramente faceva quello che voleva. E allora questo Elcana, pur essendo figlio di e avere questa discendenza nobilissima che risale fino a Efraim, era un uomo che si comportava in modo un po' ambiguo, potremmo dire. Aveva due mogli, la parola di Dio aveva già detto che il matrimonio andava onorato e lui lo sapeva. Scusate, ma Elcana vuole fare come la sua testa gli comanda di fare. E così c'è Pennina e c'è anche Anna. Ma Pennina gli dà la discendenza, Anna non gliela dà. E allora lui cerca di dare, come si dice in italiano, un colpo alla botte e un colpo al cerchio, dando ad Anna un qualcosa di più e consolandola con le buone parole. Fatti coraggio, che io ti voglio bene, sei cara, non ti basto io. Mi devi dividere con l'altra e non ti basto io. Questa è la storia della mamma di Samuele, che avrà poi un figlio, che sarà Samuele. Questo esempio di famiglia ci fa vedere come una famiglia non può essere. Non ci può essere lui, lei e l'altra. Non ci può essere lui, lei e l'altro. In questo caso abbiamo un lui e due lei. È un mondo che non può funzionare in questo modo. La parola ci dice
e naturalmente non è collegata se non nel mio ragionamento a questo brano, che non basta fare regali. Infatti Elcana dà una porzione doppia alla moglie per consolarla e per mettere le cose un po' così a tacere alla buona. E la parola di oggi, quella di Proverbi, che ripeto, non è collegata, lo vedo io il collegamento, dice inoltre: bisogna donare un regalo e un bel gesto, ma è un oggetto. Può essere una porzione di cibo, può essere una porzione di denaro, ma è un oggetto. Un dono è un'altra cosa, un dono è dedizione, una vera pietra preziosa, un'offerta, un valore morale e non oggettuale. È molto di più di un regalo. Un dono non è un regalo. Ho impostato questo mio ragionamento sulla sacra, tra virgolette, famiglia. Quale dono può fare un padre o un figlio? Ad un figlio si possono fare molti regali. I figli degli anni 70 chiedevano ai genitori una motocicletta. Non io, che sono un'eccezione, mai un motore nella mia mente, però chiedevo altri regali. I figli avevano spesso negli anni 70 il dono della motocicletta, perché l'Italia era un paese che stava vivendo un momento economico abbastanza ricco, per cui non era difficile ottenere un regalo. Un dono è un'altra cosa. Un padre può fare molti regali ai figli, ma se non sa donare se stesso, a che vale? La materia è meno dello spirito. La famiglia è un'altra cosa. Bisogna riconoscere gli errori e non coprirli, dice la parola ancora che abbiamo letto. In famiglia bisogna riconoscere gli errori. Non si può coprirli. Non si può ritornarci sempre sopra, perché bisogna anche saper perdonare e andare avanti. Gesù è il tipico esempio di come si deve perdonare con il cuore in modo assoluto. In famiglia ha senso comunque anche il rimprovero. Se il rimprovero viene fatto dal saggio, esso produce saggezza. Il malvagio non accetta il rimprovero, abbiamo trovato. Nella famiglia il figlio malvagio non accetta il rimprovero e si ribella. Il figlio di Dio ribelle c'è, esiste nella storia della parola. È il figlio che non accetta il rimprovero. Il Signore si comporterà come deciderà nei confronti dei figli ribelli. Non si sa quando, ma certamente nei confronti dei figli ribelli c'è un intervento del Signore. Non si sa come. La parola ci dice che l'insensato ribelle è anche pericoloso. E quindi potremmo dire, figli, non siete insensati e ribelli, perché diventate anche pericolosi. Non rendete male per male. Non date vita a contese, fermatevi. Non condannate l'innocente, non assolvete il colpevole, perché è una cosa malvagia condannare l'innocente, ma è una cosa malvagia, dice la parola, anche liberare il colpevole. Non puoi dire al colpevole non sei colpevole. Non si può dire agli uomini siete tutti bravi, buoni, alla fine il Signore, siccome è più bravo e più buono di voi, farà una grande sanatoria all'italiana e tutti in paradiso. Questa è una menzogna. Bisogna dire che il Signore farà vendetta di coloro
che non si sono pentiti dei loro peccati, ma che non si sono pentiti sinceramente, non che hanno alla fine della loro vita detto: guarda, che cosa mi costa dire che sono pentito? Magari non si sa mai che non mi trovi di fronte al giudizio di Dio. Bisogna essere pentiti veramente delle proprie colpe, bisogna chiedere a Dio perdono nel nome di Gesù Cristo, perché Dio non terrà il colpevole per innocente. Queste leggi sono per tutti, dunque: non condannare l'innocente, non assolvere il colpevole, ma per la famiglia di Dio sono ancora più importanti queste leggi. Come è importante in famiglia e nella famiglia di Dio usare bene il denaro, perché il denaro è uno strumento, non è l'uomo lo strumento del denaro, è il denaro lo strumento dell'uomo. Chi non ha senno non sa usarlo, ha detto la parola. Insomma, prima di avere denaro dovremmo avere veramente senno. Con il denaro puoi comprare molti regali, ma non i doni. Con il regalo puoi comprare molte cose, ma non la saggezza. Quella non è in vendita, quello è un dono di Dio. Sappila individuare e prendere, perché Lui è un donatore generoso. Bisogna saper essere amici, dice ancora la parola. In famiglia bisogna saper essere anche amici. Amare gli amici, amare da amici. E amare non significa essere stolti. E quindi la parola ci dice, nel momento in cui tu devi amare, devi essere attento anche a non superare la soglia dell'amore, traducendoti in garante. Non sei garante di nessuno. Puoi essere amico, puoi essere attento, puoi essere sensibile nei confronti di una persona, puoi essere estremamente generoso nei confronti di una persona, ma non devi garantire. Puoi dire, per entrare nell'ambito pratico, mi sembra buona quella persona. Io posso dirti che ho l'impressione di trovarmi di fronte a una persona che, se tu la assumi, faccio un esempio, se tu parli con un imprenditore, se tu la assumi, io credo che sarà una persona che ti darà soddisfazione. Penso che possa essere una persona onesta. Ho questo dato per me di lui, ma non ti garantisco. Ti garantisco che è un lavoratore onesto. No. Io ti posso testimoniare che è un lavoratore onesto, perché con me si è comportato in questo modo, però non ti garantisco. Ecco perché la parola dice non essere garante, perché ti pone di fronte all'urgenza di trovare un tuo equilibrio interno con la persona della quale stai parlando o per la quale stai parlando. Il padre che genera uno stolto avrà dolore, ma ognuno genera il figlio, non lo genera né stolto né saggio. Poi lui cresce e sceglie. E allora che cosa significa questa parola? Io leggo così: chi produce stoltezza genera stoltezza o si procura dolore. E il padre deve educare. Cristo si è comportato come un padre, educando. Il padre sia sempre di cuore allegro. Nella Sacra Famiglia il padre sia sempre di cuore allegro. Chi segue la parola non può che essere allegro. Ci sono le prove, c'è la paura, ma tutto deve essere nelle mani del Signore, che ti rasserena, che ti sostiene.
figlio stolto abbiamo trovato rattrista anche la madre. Nella famiglia ci sono il padre e la madre, entrambi responsabili, entrambi gioiosi o sofferenti. Un padre e una madre, non due padri, non due madri. La famiglia è tale se fatta di un uomo e di una donna, oppure non è famiglia, è un'altra cosa. Leggiamo insieme Seconda Timoteo al capitolo 1, tra i versetti 3 e 6, troviamo un altro esempio di sacra famiglia. È l'Apostolo Paolo che parla e dice: ringrazio Dio che servo come già i miei antenati. Aveva una sacra famiglia anche lui, con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te, scrive a Timoteo, a questo giovane, nelle mie preghiere giorno e notte. Il padre prega per il figlio. Timoteo non è suo figlio dal punto di vista genitoriale, ma è il suo figlio dal punto di vista spirituale. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Un padre spirituale, per quanto spirituale possa essere, piange con il figlio perché duole vedere il figlio addolorato e gioisce con lui e ricorda. Vado al testo. Ricorda infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto, abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Il dono e non il regalo, la famiglia, dalla quale Paolo proviene, che ha insegnato a Paolo a servire Dio in tutta coscienza. La famiglia di Timoteo, che è fatto di una madre e di una nonna, probabilmente non di un padre. Il padre di Timoteo era un greco e non aveva conosciuto nell'atto in cui Paolo parla la fede di Gesù Cristo. Ma ecco che nella famiglia ci sono tanti soggetti agenti e tra questi soggetti c'è anche la madre. La parola, per ritornare al brano dal quale ci siamo mossi, che è Proverbi 17, indica che c'è una differenza tra la giustizia e la non giustizia. Bisogna sapere chi condannare e chi assolvere, rendendosi comunque conto che il vero giudice è il Padre che sta nel cielo, ma io devo avere come padre la lucidità per capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, chi sbaglia e chi cammina nella strada giusta. E anche il moderato uso della parola è la prova della lingua. È doverosa nella famiglia, in tutte le famiglie e anche nella Chiesa. Insomma, una sacra famiglia si compone, possiamo dire riassuntivamente, di un padre, di una madre. Una sacra famiglia si compone di comportamenti adeguati. Una sacra famiglia può essere vista anche nella Chiesa. Gesù è un'esperienza evidente della Sacra Famiglia, di cui vorrei leggere ancora un brano tolto dal Vangelo di Matteo. Andiamo a cercarlo, se non lo abbiamo nella... Sì, se lo abbiamo appunto lo leggiamo, e altrimenti lo leggo io per tutti. Il capitolo è il numero 2. Vorrei leggervi come il padre di Gesù, Giuseppe, ha veramente fatto, e in questo senso si può parlare veramente di una
Sacra Famiglia in senso assoluto, perché lo Spirito Santo ha riempito Maria, la madre di Gesù, ha riempito Giuseppe, che era un giusto, come sta scritto, e Gesù è il Cristo di cui conosciamo tutti. E allora, se andiamo a trovare un passaggio che ci fa vedere un comportamento della Sacra Famiglia, andiamo in Matteo 2 e possiamo leggere dal versetto 13. Dopo che furono partiti i magi, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Non è scritto prendi il bambino e vattene, e prendi il bambino e la madre. E dunque Giuseppe si alzò, prese di notte. La Sacra Famiglia non ha paura della notte, anche se di notte è meglio dormire, anche se di notte non c'è la luce elettrica nel tempo storico in cui si parla, è tutto più difficile. Prese il bambino di notte, il bambino e sua madre, e si ritirò in Egitto. Non è una passeggiata a poco andare da Betlemme all'Egitto. La rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Nella Sacra Famiglia il più importante è Dio, ma ci sono il padre, la madre, c'è lo spostamento in Egitto, c'è l'urgenza di spostarsi perché il perfido Erode vuole uccidere il bambino. E poi c'è un'altra pagina scomoda per il padre Giuseppe che voglio leggervi, perché quando ormai sono collocati in Egitto e, come si dice, siamo a posto, l'angelo del Signore, versetto 19, dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto. Ecco qua il testo che compare. E gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli, alzatosi, prese il bambino e sua moglie e rientrò nel paese di Israele. Il padre deve scomodarsi a fare ciò che Dio gli ha comandato. Quale senso di responsabilità e quale saggezza. Ma ho udito che in Giudea regnava Archela, o al posto di Erode suo padre, ebbe paura. Il saggio padre sa avere anche paura, è prudente. E avvertito in sogno si ritirò nella regione della Galilea, per cui ecco che Gesù viene chiamato il Galileo per questo motivo. Venne a abitare in una città detta Nazaret affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Gesù, appunto, il Nazareno. Eccolo, il padre saggio, padre che obbedisce, la Sacra Famiglia si sposta in Egitto, rientra, ma soprattutto sa comportarsi obbedendo a Dio e, secondo, obbedendo anche alla propria ragione, perché Giuseppe seppe dalla sua sagacia che non era prudente andare là, perché c'era in Giudea ancora il figlio di quel re terribile che aveva fatto quel che aveva fatto. Allora, insomma, abbiamo scoperto che la Sacra Famiglia si compone di sacre intuizioni. Perché sacre intuizioni? Perché le intuizioni vengono dal Signore. Sono sacre perché vengono dal Signore, ma sono anche intuizioni tue personali, per cui non ci si può affidare al rischio di essere casuali, perché tanto ci guida il Signore.
nessuna casualità, saggezza, preghiera, lettura. Ci lasciamo per questa prima parte con una preghiera dopo aver fatto questa lettura. Lode a te, Signore, perché la saggezza viene solo da te. Lode a te, Signore, perché la sacralità viene solo da te. Signore, noi ti ringraziamo per le nostre famiglie, anche quando la famiglia non è stata perfetta, Signore, anche quando ci sono stati gli errori. Noi ti ringraziamo per le nostre famiglie. Ti preghiamo, Signore, facci essere una famiglia che produce saggezza, sagaggia, capacità, intuizione e soprattutto preghiera e lettura. Fai che anche la nostra famiglia allargata, che è la tua Chiesa, Signore, possa essere una famiglia saggia, possa essere una famiglia amorevole, possa essere una famiglia che sa donarsi. Ti preghiamo, Signore. Ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo, che è il nostro capofamiglia. Amen. Bene, buonasera a tutti. Allora ci soffermiamo qui e andiamo avanti con la seconda parte perché ha